Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ben97 e voi siete sul mio canale. Quest'oggi siamo in festa, quest'oggi siamo a Padova, anzi a Venezia, precisamente a Milano, dobbiamo ancora arrivarci, però ci arriveremo con calma, per il raduno dei Motobabbi 2024, uno dei raduni più famosi, più importanti di tutto il Veneto. Di cosa si svolge questa festa? Dalla mattina fino al pomeriggio si raduneranno tutte le moto del Veneto che avranno piacere e voglia di partecipare a questo evento, per radunarsi vestiti ovviamente da Babbo Natale o quel che si può, per poi festeggiare, fare una bella sfilata e arrivare tutti assieme a fare festa e a far divertire i bambini di un orfanotrofio. Ci vediamo tra poco, intanto voi vi godete la mia sigla, iscrivetevi al canale e commentate a fine video. Un bel like è d'obbligo, ve lo ricordo. A dopo. A few moments later. Dai, davanti alle telecamere. Sì. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. E via. È buono. Ah, vicino all'Ape Car. Guarda che onore. 100 gradi.
fuck, but I've never seen clear. I'm not really fake, anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want safely. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try anything. So I'ma just get by it. Everything's when the next light to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weird. Pushing on my chest, twist, better change my mindset, meditate. It's pretty Fatta andata cattivo primo moto va. Bene ragazzi, il video può concludersi qua. Come al solito la GoPro smette di funzionare a caso e quindi concludo il video adesso. E infatti qui, come potete vedere, sto editando proprio questo video. Comunque io volevo solamente ricordare una cosa: questi eventi e tutte queste manifestazioni sono fatte sì anche per divertirsi, ma soprattutto per beneficenza. Quindi ricordiamoci che ok, è bellissimo utilizzare la moto in inverno se c'è la possibilità per tirarla fuori e fare qualche sgasata, però il succo del discorso, il succo di questo evento è la beneficenza. Quindi cerchiamo di donare come al solito un sorriso a chi è meno fortunato di noi e non solo, se avete la possibilità. Quindi da Bete97 è tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like e commentare anche questo video se ne avete voglia. Un saluto e noi ci rivediamo probabilmente nel 2025. Questo sarà l'ultimo video del 2024, quindi io vi ringrazio e niente, buone feste, buon Natale e tanti auguri. Al prossimo anno da Bete. Ciao.